Amici di Sportisili, benvenuti qui in Pillole di Sessa, la nuova trasmissione della redazione di Sportisili che vi terrà compagnia in questi mesi di calciomercato che ci accingiamo a vivere da qui alla fine di agosto. Intanto un ringraziamento a Francesco Cammuca che è in regia e che ci seguirà passo passo durante la trasmissione. Vi invito sin da subito a mettere mi piace alla pagina di Sportisili su Facebook e poi naturalmente su tutti i nostri canali social, da YouTube a Instagram fino a Twitter. Mi raccomando, date un'occhiata anche ai nostri contenuti multimediali. Presentiamo un attimino la trasmissione, naturalmente tanto calciomercato in questo periodo, evidentemente grande attenzione si darà al Palermo e al passaggio di proprietà tra Dario Mirri e il City Group, ma naturalmente, come abbiamo detto anche nella presentazione della nostra trasmissione, tanto calciomercato anche dalle altre parti della Sicilia. Naturalmente vi invito, come detto prima, a mettere un mi piace e a seguirci su tutti i nostri canali. Partiremo subito, naturalmente, con la conferenza stampa che ieri ha sancito finalmente il passaggio tra Dario Mirri e il City Football Group, finalmente perché tanto atteso dai tifosi del Palermo, ma naturalmente tratteremo anche dei temi caldi del calciomercato rosanero. Uno su tutti, l'affare Brunori che naturalmente tiene banco su tutte, ma anche l'altra faccia del mercato in entrata, dalla possibile, sembra quasi imminente, conferma di Damiani, fino ad arrivare a ulteriori colpi di mercato. Ma non vi anticipo niente, iniziamo subito questa trasmissione. Vi invito intanto già a commentare sulle nostre pagine social e sulla nostra pagina Facebook per dare anche voi un contributo a questa trasmissione e vi chiedo subito un feedback per quanto riguarda naturalmente l'evento di ieri. Come dicevamo, City Group finalmente è fatta, è ufficiale, il Palermo passa di mano dalla proprietà, dalla maggioranza in mano a Dario Mirri fino invece a passare appunto al City Group. City Group che ha acquisito l'80% delle quote di maggioranza del Palermo, quote di maggioranza che significa anche un passaggio epocale nella storia del Palermo. Ieri una conferenza stampa attesa, una conferenza stampa in cui il protagonista, oltre al presidente Mirri, che rimarrà presidente della società anche con questo passaggio, è stato Ferran Soriano. Ferran Soriano è il CEO del City Football Group, una figura di spicco del gruppo guidato dallo Sceicco Mansour, e lo abbiamo presentato in uno dei nostri articoli qualche giorno fa, un personaggio sicuramente con una visione importante per quanto riguarda il mondo del calcio. Certamente il CEO Soriano ha presentato quelli che sono saranno i punti saldi del Palermo targato City Football Group. Ha parlato di obiettivi sportivi, certamente una Serie B che va consolidata, ma certamente anche un'ambizione, quella della piazza di Palermo, di andare in Serie A, che va soddisfatta. E da questo punto di vista non si è nascosto Soriano, ha detto chiaramente che il Palermo ha una sua storia, una sua particolarità anche rispetto alle altre squadre che esistono all'interno del City Football Group, ma naturalmente dovrà seguire un progetto ben definito, e quello
che il City ha portato in tutte quelle che sono le sue realtà. Soriano parla anche, e questo è molto importante per quello che poi adesso andremo ad affrontare, che è il tema caldo del giorno, e anche il calciomercato, perché ha parlato anche di piattaforma, una piattaforma in cui i calciatori, i giovani calciatori del Palermo possano crescere anche, perché no, andando in campionati più importanti, andando anche nei, diciamo, campionati più titolati oltre quello italiano, come per esempio la Premier League oppure la Ligue 1, fino ad arrivare anche, perché no, alla Liga. Tutto questo naturalmente è diciamo, un progetto futuribile che coinvolge naturalmente anche il Palermo. Insomma, è una piattaforma in cui i giovani talenti palermitani potrebbero avere, come ha detto Soriano, un'ampia scelta, crescere a Palermo naturalmente per fare bene la loro città, oppure, perché no, tentare una valorizzazione del Palermo, del settore giovanile del Palermo, anche all'estero. E in questa piattaforma naturalmente rientrano anche i grandi talenti eventualmente del Manchester City che potrebbero interessare il Palermo. Prima di leggere i vostri commenti, che già arrivano e sono tantissimi, di questo naturalmente vi ringraziamo, passiamo a quello che è stato l'altro evento del giorno, ovvero l'incontro con le principali, diciamo, autorità della città, una su tutte appunto il sindaco di Palermo, che ha ricevuto a Palazzo delle Aquile il presidente Mirri e Ferran Soriano. Abbiamo un contributo video che chiedo alla regia di inviare, di mettere in diretta, e poi leggeremo i vostri commenti. Il momento è sicuramente entusiasmante, anche sulla scia della recente promozione in Serie B. Non ci siamo nascosti le attese che i palermitani ripongono in questa nuova governance della società, che va in assoluta continuità con la gestione Mirri, una gestione positiva e proficua. L'impegno della nuova proprietà della squadra è un impegno che mi è sembrato serio e responsabile. C'è grande buona volontà e un grande desiderio di fare. Sul piano dell'ulteriore ragionamento abbiamo affrontato anche quello dello stadio, che potrà essere, anche grazie all'impegno della Regione e del Vicepresidente Armao, potrà essere oggetto di un primo restyling in questa prima fase, per poi solo più tardi, e quando la situazione si sarà consolidata, dare spazio e riflessione su eventuali e più significativi interventi di ristrutturazione. Beh, in parte è stato già detto, lo ha detto il Vicepresidente Armao, l'ho accennato anch'io. Creare condizioni di sempre maggiore attrattività del nostro principale impianto sportivo diventa un fatto di risonanza locale, ma, come già stato detto, anche nazionale ed internazionale. Quindi significa poter immaginare una più stabile e frequente presenza di significativi eventi sportivi nella nostra città, ma anche uno stadio riqualificato significa aprire la porta alla realizzazione di eventi che da troppo tempo sono negati, di intrattenimento, artistici, musicali, che da troppo tempo sono negati alla nostra città. Quindi in atto ci siamo, come dire, focalizzati e intrattenuti sulla dimensione sportiva di questa presenza societaria nuova ed internazionale a Palermo, convinti come siamo che già la realizzazione, la partenza, lo start-up anche da un semplice restyling del nostro stadio possa costituire un'occasione importante per
fare sempre di più di Palermo un attrattore turistico, culturale e di intrattenimento. E rientriamo in diretta da questo contributo molto importante dal punto di vista del legame che avrà il Palermo con le istituzioni, con il nuovo gruppo. Naturalmente sappiamo bene quanto sarà importante anche a livello di infrastrutture, l'abbiamo sentito, per il prossimo futuro del Palermo. Ma leggiamo qualche commento che è arrivato nella nostra diretta Facebook. Ci saluta Giovanni Faraon, Romolo Maggio, Fabio Spinoso, vi ringrazio per i saluti, Gaetano De Loisi e poi Davide Commendatore. Ciao amici catanesi, saluta anche l'altra parte della Sicilia. Sempre Giovanni Farone ci chiede notizie su Brunore e Donnarumma, e saranno due tematiche forti che andremo adesso ad affrontare. E Fabio Spinoso invece ci chiede novità su Marconi. Anche questa sarà tra l'altro una tematica importante, quella dei rinnovi, che tanto stanno facendo discutere anche nell'ambiente palermitano. Ma andiamo con ordine, partiamo da Brunori. Brunori è evidentemente il tema caldo di questa sessione di mercato. È stato il bomber della squadra, ha di fatto sancito quello che è diciamo la stagione del Palermo, la promozione del Palermo con i suoi 29 gol. È arrivato ad un passo dal record praticamente di Luca Toni nella stagione 2003-2004, quindi sicuramente un attaccante centrale nel progetto del Palermo, ma come sappiamo era arrivato in prestito secco. Adesso la Juventus sta cercando insieme al Palermo una formula per accontentare intanto il ragazzo, ma anche il Palermo sta cercando un modo anche di accontentare quelle che sono le richieste della Juventus. Sicuramente in questo momento la richiesta è molto alta, tra i 3 milioni e mezzo e i 4 milioni e mezzo circa, qualcuno è arrivato a dire anche 5 milioni, sicuramente cifre molto alte per un ragazzo che si appresta, che ha compiuto 27 anni, insomma è entrato ormai in una fase di maturità ormai piuttosto conclamata, e quindi è una cifra sicuramente molto importante anche per un gruppo come quello del Manchester City. Su Brunori certamente ci sono state anche le richieste di informazione da parte di altre squadre di Serie A e di Serie B. Sembra che la Serie A si sia in questo momento defilata, da attenzionare eventualmente altre richieste dalla Serie B, ma anche in questo caso sembrerebbe che il Palermo con la Juventus abbia una sorta di preordine, chiamiamolo così, una sorta di prelazione su Brunori. Quindi è una situazione assolutamente ancora calda, aperta, tant'è vero che lo stesso Castagnini ieri ai microfoni di Sky Sport ha confermato che il Palermo ha la volontà di riportare in città il ragazzo. Naturalmente non basta solo la volontà del Palermo o l'eventuale volontà del giocatore a far chiudere la trattativa. Quindi questo sarà un tema caldo per le prossime settimane. Ma come dicevamo prima, la richiesta, la domanda che ci aveva fatto Fabio Spinoso su Marconi è diciamo, una delle novità, una delle questioni aperte per quanto riguarda il Palermo. Ne parleremo sicuramente dopo, ma quello che possiamo accennare è che ci sarebbe una base di accordo probabilmente annuale tra il Palermo e Marconi. Ricordiamolo, Marconi è uno dei giocatori attualmente svincolati, ma adesso parte appunto la grafica che lancia attentamente la regia, che mi segue delle mie improvvisazioni, ma i giocatori in scadenza naturalmente sono situazioni aperte, quelle ancora di Valente e Accardi, ma in questo caso sembra veramente molto vicino il rinnovo. Difficilmente ci sarà un rinnovo invece per quanto riguarda Pelagotti, Floriano e Oger, mentre per quanto riguarda appunto Marconi o Lancini, il dubbio sarebbe capire se il rinnovo sarà solamente per uno di questi due profili o arriverà per entrambi.
Entrambi, tra l'altro, avevano anche dato la disponibilità a rimanere. Pensate a Lancini, che era arrivato in Serie D proprio con le aspettative di ritornare in Serie B, che era la categoria in cui giocava nel momento in cui il Palermo lo ha comprato a Brescia nella stagione 2018-19, poi arriverà nell'estate 2019 in rosanero. Quindi da capire anche quali saranno le richieste del giocatore, quali saranno le intenzioni della società, che naturalmente si sta muovendo sul mercato per cercare dei profili interessanti e insomma cercare anche dei profili che possono essere d'esperienza insieme a dei giovani per il campionato di Serie B. Vado a leggere qualche altro commento. Giovanni Faraone: servono due attaccanti, se su Brunori possiamo anche rischiare di prenderlo più avanti perché già conosce Baldini, l'altro sarebbe meglio non saltasse il ritiro. Tra l'altro ricordiamo anche la conferma di Soleri, arrivata praticamente subito a fine stagione. Vincenzo Barone dice: diciamo che le news sono poche, il tempo stringe, non mi fate spaventare. No, sicuramente il tempo stringe, però è vero anche che la stagione comincia il 13 di agosto, anzi il 31 luglio con la Coppa Italia, ma è anche vero che il mercato sarà aperto ben più avanti rispetto all'inizio della stagione. Poi ci saluta Massimo Lo Cicero, che dice: ci sono notizie sui cammelli di Sperandeo? No, su questi purtroppo non vi possiamo dare informazioni. Poi naturalmente ci sono anche altre richieste per Floriano. Ci chiedono il rinnovo, non ci sta perché si ritira dal calcio. In questo momento in realtà la volontà del giocatore sarebbe quella di continuare a giocare. Da capire naturalmente quelle che invece saranno le intenzioni della società. Evidentemente Floriano, anche data l'età e il salto di categoria, è un profilo che va valutato, ma in questo momento sembra veramente molto lontano da Palermo. Detto questo, passiamo a un'altra conferma che adesso sembra veramente imminente, che è quella di Samuele Damiani. Samuele Damiani era arrivato nel calciomercato di gennaio per rinforzare la mediana, scusate, del Palermo, insieme a Ciccio De Rosa, il capitano, Jacopo Dall'Oglio e Moses Ocer. Samuele Damiani, che ha avuto una stagione in crescendo, ha disputato 21 partite condite da una rete, ma non è stato riscattato a suo tempo quando il Palermo poteva esercitare la clausola che vantava nei confronti dell'Empoli. L'Empoli però sembra essere disposta a una trattativa con il Palermo per il giocatore. Il profilo sicuramente interessa il Palermo, interessa Baldini, che è un grande stimatore di Damiani. Basti pensare che è stato lui a suggerire l'acquisto del giocatore proprio a gennaio, e sembra che l'accordo sia realmente molto molto vicino, quindi si parla addirittura di giorni per la chiusura della trattativa, e quindi sembra veramente prossimo l'arrivo di Damiani a Palermo. Non solo conferme da giocatori che hanno fatto parte della rosa del Palermo nella stagione appena conclusa con la promozione dai playoff, ma anche qualche avversario che il Palermo ha incontrato nella scorsa stagione potrebbe tornare utile nella prossima stagione di Serie B. Stiamo parlando di Antonio Donnarumma, che prima l'attento Giovanni Faraone aveva accennato. Donnarumma è stato il baluardo del Padova nella doppia finale playoff che il Palermo ha vinto e gli ha permesso di arrivare adesso in Serie B. Antonio Donnarumma, che difendeva fino all'anno scorso i pali del Padova, ma aveva il contratto di scadenza, quindi al 30 giugno si è ritrovato svincolato. Il Padova ha anche proposto un rinnovo di contratto per il giocatore,
Il giocatore però ha rifiutato questa proposta. Questo cosa significa? Che sta valutando delle offerte che arrivano dalla Serie B e sembra che ci sia molto forte anche l'interesse del Palermo. Lo stesso Castagnini nell'intervista cui accennavamo prima, in cui si è parlato anche di Brunori, ha aperto in qualche maniera all'arrivo di Donnarumma, dicendo appunto che è un profilo che interessa alla società. Sicuramente il nome è caldo anche perché Massolo è sicuramente una certezza, visto il percorso finale che l'ha visto letteralmente protagonista della promozione del Palermo, ma naturalmente per affrontare un campionato di Serie B anche tranquillo, il Palermo necessita sicuramente di un portiere da affiancare a Massolo e che, se si tratta tra l'altro di un portiere di esperienza che ha già fatto molte partite in Serie B e che conosce quindi la categoria e che ha dimostrato anche di essere un portiere di valore, certamente si andrebbe a rinforzare il reparto portieri. Ecco. Andiamo a leggere ancora qualche altro commento. Bella la foto di Damiani, grazie. Ci sono possibilità realistiche, sempre Giovanni Farone, per quanto riguarda Vasquez, ce lo chiede anche Gaetano Maniscalco. Allora, sinceramente su Vasquez ci sembra in questo momento più una fantasia, ecco, sicuramente del calciomercato. Vasquez, tra l'altro, ha un contratto con il Parma, è uno dei principali artefici di quella che è stata una stagione del Parma, che è stata tutto sommato non buona, ma che si è tenuta a galla grazie alle prodezze del Muto. Difficile sembra che il Parma si possa privare di un elemento come Franco Vasquez. Il mercato è sicuramente lungo, ma veramente in questo momento sembra più una boutade che una vera e propria trattativa di mercato. Ancora domande su eventuali amichevoli? Anche in questo caso poi sarà valutazione della società capire se e quando organizzare le amichevoli. Sicuramente ci saranno, ma è da capire quando e come ancora è. Questa è una delle novità che arriverà nelle prossime settimane. Passiamo a questo punto a quelle che sono invece alcune notizie che vengono anche da altre realtà calcistiche. Sappiamo che il Catania dovrà ripartire verosimilmente dai dilettanti, questo a causa del fallimento che è arrivato nell'ultimo anno a stagione in corso. Sappiamo che il bando poi per riassegnare il titolo sportivo è stato vinto da Ross Pelligra, che si è già presentato alla città e che ha presentato quelli che dovrebbero essere diciamo i suoi uomini fidati all'interno della società. Tra l'altro c'è una vecchia conoscenza del Palermo come Mark Bresciano. C'è Vince Grella, ex centrocampista tra l'altro di Empoli e Parma, allenata tra l'altro da Silvio Baldini, così come lo stesso Bresciano ai tempi di Empoli, e tra gli uomini che potrebbero entrare a far parte del nuovo organigramma societario ci dovrebbe essere anche Davide Morello. Davide Morello, ex portiere tra le altre di Torino, Pisa, Ancona, che ha chiuso la carriera a Trapani con l'allora allenatore Roberto Boscaglia, ha poi intrapreso una carriera da direttore sportivo del Football Club Messina, il Messina FC, che era un progetto molto ambizioso di Rocco Arena, un progetto che purtroppo poi si è chiuso in Serie D con la squadra che non ha poi proseguito nelle sue attività sportive. E Morello appunto si è trovato svincolato. Morello che poi potrebbe appunto diventare il prossimo direttore sportivo della nuova società rinata a Catania. Sembrerebbe che le parti siano piuttosto vicine, i prossimi giorni saranno
fondamentali per ottenere, diciamo, delle conferme da questo punto di vista, ma sembra realmente che Morello possa entrare a far parte del nuovo asset dirigenziale del Catania che tra l'altro appunto dovrebbe sapere a giorni in quale categoria dovrà iscriversi. Verosimilmente, come dicevamo prima, dovrà essere la Serie D. Leggiamo ancora qualche commento prima di diciamo, chiudere questa prima puntata di Pillole di Sessa. Ci sono commenti su Pettinari, che è stato un grande nome di mercato del Palermo degli anni scorsi, ma naturalmente non è tra quelli trattati dal Palermo. E se non sbaglio avevo letto prima, ecco, un commento qui, appunto, chi sarà la difesa titolare nel Palermo, se sarà appunto quella Marconi-Lancini, come dicevamo prima. È verosimile che uno dei due possa ottenere la conferma, più complicato invece vederli entrambi il prossimo anno a Palermo, naturalmente mai dire mai. Ci chiedono di Jaialo, era entrato a far parte, diciamo, dei vari nomi che erano venuti fuori quando si è cominciato a parlare di bandiere, la famosa parte delle liste della Lega Serie B. E Jaialo rientrerebbe in quanto ha giocato 4 anni nell'US Città di Palermo in questa parte della lista. Ricordiamolo, solo 2 calciatori dovrebbero rientrare in questa parte di lista. Uno verosimilmente sarà Andrea Accardi scusate. L'altro potrebbe magari essere Jaialo. In questo momento in realtà non c'è una trattativa. Jaialo ha un anno di contratto. Ci potrebbe essere la volontà del calciatore di ritornare in una piazza dove è stato fortemente amato, ma in questo momento è veramente complicato che possa tornare. Come vedete, ribadisco la difficoltà di Floriano Celepelagotti nell'ottenere una conferma, così come quella di Pelagotti, che è stato ormai scalzato un pochino da quello che è stato poi Massolo nell'ultima parte di stagione. Mi pare che abbiamo esaurito un po' le tematiche di questa puntata di calciomercato di Pillole di Sessa. Allora, non mi resta che salutarvi. Vi invito nuovamente a mettere mi piace, mettere un like alla nostra pagina Facebook, seguire i nostri canali social Instagram, YouTube, Twitter, e naturalmente seguite il nostro sito www.sportisili.it, dove troverete articoli sul Palermo, Messina, Catania e tutto il calcio regionale. Abbiamo anche contenuti multimediali che cerchiamo di tenervi, con cui cerchiamo di tenervi sempre aggiornati. Insomma, un'informazione a 360 gradi. Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito. Vi diamo appuntamento a venerdì, mi raccomando, alle ore 18 puntuali. Insomma, ci vediamo alla prossima. Ciao!